Normalmente questo tipo di trattamenti vengono applicati a livello epatico, in questo caso la signora purtroppo presentava anche una lesione secondaria a livello polmonare che si è deciso di trattare nella stessa medesima seduta subito dopo il trattamento della lesione epatica e in questo caso la signora non ha avuto nessun effetto collaterale. Due tumori in due organi separati, neutralizzati insieme durante lo stesso intervento grazie alle microonde. Questo il risultato ottenuto dall'equipe del professor Quaia dell'Istituto di Radiologia di Padova. Una procedura innovativa che si affianca alle altre già esistenti per curare questo tipo di malattie. Il vantaggio principale è la mini-invasività della procedura perché si tratta di eseguire un accesso minimamente invasivo con un bisturi e poi introdurre l'ago per via percutanea con una minima anestesia locale. È un trattamento che ovviamente è minimamente invasivo rispetto per esempio ai trattamenti chirurgici classici in questo caso, come in molti altri casi, non ha prodotto nessun effetto collaterale. Ci sono poi chiaramente degli impatti di natura economica perché un trattamento di questo tipo costa molto meno di un intervento chirurgico. La procedura si chiama ablazione e consente di bruciare, grazie al calore, le metastasi. Solitamente viene impiegata nelle neoplasie del fegato, polmone e rene singolarmente, non contemporaneamente, come in questo caso. L'intervento è durato 1 ora e mezza senza incisioni chirurgiche e con le dimissioni del paziente dopo 48 ore. Permette un rapido recupero del paziente perché ha meno dolore post-operatorio, post-procedurale e quindi può essere dimesso nell'arco appunto di 24-48 ore massimo.